La Lega ha fatto un bel risultato, basterebbe guardare il Veneto per capire. La provincia di Treviso 6 sindaci su 6, ha portato a casa Este come ballottaggio, ha portato a casa San Giovanni Lupatotto, Oderzo e molto altro ancora. Quanto i 5 Stelle hanno avuto un'affermazione a livello nazionale, 19 ballottaggi su 20, però devo dire che i 5 Stelle in Veneto su 82 comuni andati al voto hanno avuto 2 comuni con una media di consenso del 14%. L'exploit dei 5 Stelle a livello nazionale non preoccupa il governatore Luca Zaia, che dimostra, numeri alla mano, come il Veneto sia ancora saldamente in mano alla Lega, ancor più dopo questa tornata elettorale dove il Carroccio ha vinto quasi ovunque, aumentando ulteriormente il suo già considerevole bottino di fasce tricolori. Ma il presidente della regione non vuole dar ragione agli analisti che propongono l'interpretazione di un modello Zaia vincente in Veneto da opporre a un modello Salvini che nel resto del paese non ha dato i risultati sperati. Io direi che ogni campagna elettorale è una storia a sé, ogni comune è una storia a sé. Se guardiamo in generale, anche la Lombardia ha portato a casa un sacco di comuni. Certo è che il valore di Varese pesa tanto perché comunque è una realtà simbolo. Ricordo la mia Treviso che comunque non ha più il sindaco della Lega dopo 20 anni con l'elezione del sindaco del centro-sinistra. In generale la Lega ad esempio porta a casa un ballottaggio con un comune da 45.000 abitanti in Toscana, a Cascina vince un candidato della Lega.